La gabbia dei tonni non li ha salvati, altri 7 immigrati, ma la stima finale potrebbe essere di una decina, hanno trovato nel mare la propria tomba. Sono annegati sognando un lavoro e una vita migliore dopo un viaggio massacrante a bordo dell'ennesimo barcone della disperazione e quando tutto sembrava perduto hanno tentato con le ultime forze di restare a galla aggrappandosi alla gabbia dei tonni. È accaduto nel canale di Sicilia come quasi sempre e a testimoniarlo sono stati i 95 superstiti di questo viaggio della miseria a bordo di un gommone. Quando in acque territoriali maltesi, a 85 miglia a sud di Malta, il dramma si è trasformato in incubo, il gommone era alla deriva, il peschereccio tunisino Khaled Amir aveva appena tagliato il cavo che trainava la gabbia dei tonni. Così numerosi immigrati sono finiti in mare cercando salvezza in quella gabbia. Scene di panico, i naufraghi che tentano di salire sulla motonave ma che vengono respinti con forza e tante braccia che annaspano, tanti corpi che tentano in tutti i modi di tenersi a galla e che, come è capitato già decine di volte, si aggrappano stremati alla gabbia dei tonni come un gigantesco salvagente. Solo che non tutti ce la fanno e 7 di loro annegano. Ad avvistare poco prima della mezzanotte gli immigrati, in parte in gommone, in parte aggrappati alla gabbia, è un aereo della Marina Militare Maltese. Scatta l'allarme e sul posto viene dirottata una motovedetta della Guardia Costiera Italiana che insieme ad una motovedetta della Guardia di Finanza soccorre i 95 sopravvissuti trasferiti prontamente a Lampedusa. Quella di ieri è stata un'altra giornata di sbarchi e tra la notte di sabato e l'alba di domenica sono stati soccorsi e trasferiti a Lampedusa ben 259 migranti, aggiuntisi ai 690 sbarcati nei 2 giorni precedenti tra Roccella Ionica, Portopalo e Lampedusa. Molti saranno rispediti in patria, ma 7 di loro non torneranno mai più a casa. Il centro d'accoglienza di Lampedusa è nuovamente al collasso. Complice il tempo favorevole, la maggiore delle Pelagie è stata in pochi giorni terra d'approdo per oltre 1 migliaio di migranti. Così la struttura di Contrada Imbriacola attualmente ospita 855 extracomunitari, a fronte di una capienza massima prevista di 300 persone. Ed al momento non sono previsti trasferimenti dal centro d'accoglienza, né con il traghetto di linea né con un ponte aereo. Così il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, lancia un SOS al governo nazionale. Spero afferma che il ministro Alfano tenga fede agli impegni presi e che entro 48 ore riattivi i collegamenti aerei per trasferire gli immigrati. E sull'emergenza immigrazione che tiene impegnate le forze dell'ordine intervengono con 2 distinte note la UIL e il sindacato SPIR della Polizia di Stato. Per la UIL l'emergenza rappresenta il banco di prova del governo del fare. Dimostri senza indugio, prosegue Carlo De Benedetto, segretario provinciale, vicinanza alla nostra terra, sostegno concreto alle forze di polizia e accoglienza umanitaria agli extracomunitari che giungono sulle nostre coste a bordo delle carrette del mare. Duole sottolinearlo, prosegue, come ancora una volta solo grazie alla buona volontà, all'impegno e ai sacrifici delle forze dell'ordine si sta riuscendo a gestire la situazione. E sulla stessa lunghezza d'onda Alfonso Imbrò del sindacato SIAP SPIR, che in una nota sollecita il ministro dell'Interno Angelino Alfano a mettere in atto tutti quegli strumenti necessari atti ad agevolare il lavoro delle forze dell'ordine in questo particolare territorio. Occorrono aggiungere uomini e mezzi per fronteggiare l'emergenza, in quanto la questura di Agrigento soffre di una carenza organica evidente in relazione al carico di lavoro a cui sono sottoposti quotidianamente gli agenti. E spostandoci sulle coste agrigentine ed in particolare tra Siculiana e Torresalza, 3 giorni fa lo sbarco di 200 persone. Una nuova tragedia del mare in cui, lo ricordiamo, ha perso la vita a pochi metri dalla riva per annegamento un giovane extracomunitario. Ed il barcone è ancora lì, verrà recuperato domani su sollecitazione delle associazioni Mare Amico e Mare Vivo, presiedute rispettivamente da Claudio Rombardo e Fabio Galluzzo, mentre il sindaco di Siculiana Mariella Bruno ha rassicurato che la pulizia della spiaggia avverrà in settimana.